Si va con la quinta corsa, ancora campionato italiano gentleman, 1 Venanzo Jet, 2 Ultimatum Indal, 3 Astecca Dimar, 4 Uragano del Pino, 5 Zairi dai Veltri, 6 Taiga Woodland, seconda linea 7 01 MMG, 8 Americ Clemar, macchina che lancia i concorrenti, partiti con Uragano del Pino che cerca di difendere la posizione contro Zaira dei Veltri e Taiga Woodland, che però si getta di galoppo all'attacco della piegata e così in vantaggio. Numero 6 Taiga Uragano del Pino su Astecca Dimar che squalificato. rientra bene a Zaira dei Veltri che è costretta a sistemarsi in terza posizione, così dopo 200 metri in 14,6 Uragano del Pino leader, Astecca Dimar in seconda posizione, in terza c'è Zaira dei Veltri, poi Ultimatum Indal, ancora 01 MMG, mentre all'esterno cerca la progressione Venanzo Jet. Venanzo Jet in poche battute si porta a ridosso dei primi e i 600 vengono completati in 47 scarsi. Con leader il favorito Uragano del Pino, si trascina Astecca Dimar, in terza posizione lungo la corda rimane Zaira dei Veltri, all'esterno migliora ancora Venanzo Jet che si trascina Americ Clemar. 800 metri in 1, 2 e 4, ha cercato di moderare il più possibile fin qui il battistrada e ora deve subire l'offensiva di Venanzo Jet che si trascina sempre Americ Clemar. Alla corda c'è invece Astecca Dimar con in schiena Zaira dei Veltri, chilometro coperto in 1,17,9. Ancora non scappa via Uragano del Pino, ha tutto l'interesse a tenersi all'esterno Venanzo Jet che prova a ripartire da parte sua. 400 al palo con un parziale ora in 14,7. Ora allunga Uragano del Pino, Astecca Dimar a contatto, mentre in terza ruota avanza Americ Clemar, completamento della curva finale, ultimi 180 metri di gara con Uragano del Pino in vantaggio. Prova a spostare Astecca, prova a riproporsi anche a centropista Americ Clemar, ma Uragano del Pino è saldo e fino sul traguardo viene a vincere su Americ Clemar che sul palo dovrebbe aver piegato Astecca Dimar. 1,15,9 con 29,5 a chiudere la vittoria per Uragano del Pino, Matteo Zaccherini in sediolo che vince da un capo all'altro, percorso di testa per l'allievo di Marco Bortolotti, la scuderia Limitless. Matteo Zaccherini assegno, favorito da 1,85 al totalizzatore, alla quota fissa. Americ Clemar finisce al secondo davanti ad Astecca Dimar.